Somebody once told me the world is... L'Atletica Veneta ha assegnato gli Oscar della stagione 2010 e lo ha fatto nel nuovissimo auditorium comunale di Campo San Piero, in provincia di Padova. E proprio dal Campo Sampierese proviene l'atleta veneto dell'anno Ruggero Pertile, assente giustificato perché è in Kenya ad allenarsi, ma presente grazie ai potenti mezzi della tecnologia. Ruggero è veramente il simbolo della Sindustria Sport. La Sindustria ha creduto in lui da sempre. E Ruggero ci ha ricambiato con delle grandissime prestazioni e con grandissima motivazione in ogni sua gara. È importantissimo che un atleta del Campo Sampierese abbia ottenuto il risultato più importante, a noi fa solo piacere. Questo è un territorio che ha fornito degli atleti anche in passato, ma Ruggero Pertile è sicuramente uno dei più significativi. Sono molto contento che la FIDA regionale abbia posizionato su Padova la festa regionale dell'atletica e in particolare qui a Campo San Piero, dove c'è un esempio virtuoso di quello che noi già auspicavamo negli anni 70, le società comprensoriali. Una giornata, quella trascorsa sabato scorso, che ha visto premiati moltissimi atleti giovani e meno giovani, e sono proprio i master a manifestare il maggiore entusiasmo per uno sport che è rimasto loro nel cuore. Ho amato sempre lo sport fin da ragazzo, la mia specialità è la marcia e l'anno scorso in Ungheria il campionato europeo e battendo anche il record del mondo, 5 km over 90 master. Mi piace gareggiare e quindi ho ripreso dopo tanti anni a fare gare e allenarmi. Giorno dopo giorno mi sembra sia diventata una droga quasi, cioè il desiderio di superare se stessi, di andare, nonostante gli anni che passano, di mettersi in gioco. Ma i veri protagonisti della giornata sono stati i cadetti. È a loro che il Veneto guarda come al futuro dell'atletica leggera. Premiati tra gli altri 2 saltatori, la triplista Cestonaro e Marco Vendrame nell'alto. L'atletica veneta è come sempre la punta di diamante dell'atletica nazionale, soprattutto nell'attività giovanile. I nostri ragazzi sono sempre vincenti, anche quest'anno sono arrivati i secondi a criterio nazionale cadetti, però l'atletica veneta è sempre l'atletica che sforna grandi campioni. Il Veneto è riuscito a piazzare la sua squadra cadetti, che è il vero fiore all'occhiello dell'atletica italiana, è da lì che nascono i veri atleti, anche quest'anno al secondo posto, dopo la vittoria di 2 anni fa. Sono arrivata prima ai campionati italiani cadetti di class con la misura di 12,67 e ho conseguito il mio primato personale ed è stata un'esperienza bellissima, perché innanzitutto per i risultati conseguiti, perché è andato molto bene per ognuno di noi, e poi è stata un'esperienza molto costruttiva come squadra e ci siamo divertiti molto. Ho vinto anch'io come l'ottavi ai campionati italiani a class nel salto in alto con 1,94 e quella è stata un'esperienza sicuramente costruttiva. Proprio per incentivare la pratica dell'atletica leggera e limitare l'abbandono che si registra soprattutto nel passaggio dalla categoria allievi a quella juniores, la FIDAL ha dato il via al progetto Talento. Abbiamo capito che c'è anche una ragione relativa alla possibilità di praticare l'atletica ad alto livello. Il Comitato regionale vuole mettere a disposizione di questi atleti proprio i presupposti per farlo, dall'assistenza sanitaria all'assistenza tecnica, alla possibilità di andare a far gare di un certo livello, magari anche all'estero. E se la federazione incentiva l'attività a livello agonistico, le istituzioni incoraggiano soprattutto la collaborazione con le scuole. Ho iniziato da piccolissima perché avevo 8 anni, avevo fatto prima qualche sport, ma quando ho iniziato a fare atletica mi sono subito trovata benissimo, perché come sport mi è sempre piaciuto molto e anche perché si può stare all'aria aperta, perciò mi è sempre piaciuto molto. La consacrazione all'alto diciamo che è avvenuta quando ho fatto il record italiano da cadetta, 1,85, perciò ho iniziato un po' a specializzarmi solo sul salto in alto. Ho iniziato in quarta elementare a fare atletica un po' per gioco, poi i primi risultati avvennero a Roma, i campionati cadetti, e poi tutto un seguire di risultati positivi, direi, che mi hanno portato al terzo posto ai mondiali Bressanone.
già nelle scuole con la promozione che viene fatta attraverso le diverse iniziative sia della provincia, del CONI e di tantissimi enti locali. I nostri bambini approcciano in modo corretto lo sport. L'obiettivo è sempre quello di far partecipare più i giovani nell'educazione motoria e quindi integrare le attività della federazione di atletica con gli istituti scolastici e soprattutto di far conoscere le varie specialità, perché l'atletica è la regina delle discipline sportive e prepara i ragazzi anche ad altre attività sportive. E se il Veneto riesce a primeggiare a livello giovanile è soprattutto grazie all'apporto di tecnici e dirigenti molto preparati, e non dimentichiamoci dei giudici sempre più numerosi. Sono l'espressione del lavoro dei loro tecnici, del lavoro dei dirigenti che gli hanno permesso di fare questa attività sportiva. L'anno scorso è stata un'annata stupenda e i 10 titoli individuali più il titolo della staffetta ne sono testimonianza. È un premio che è inaspettato, che mi inorgoglisce certamente e mi dà stimolo per proseguire per quello che ho fatto fino adesso in questo meraviglioso sport di cui faccio parte ormai fin da quando ero bambino. Io sono contento ma anche fortunato di aver trovato degli atleti talentuosi che mi hanno comunque aiutato a vincere questo premio. Insieme con il settore regionale ho ottenuto 2 record italiani della staffette cadetti 4% femminile e 4% maschile, e quella maschile probabilmente è anche il record europeo. Sono tantissimi anni che io lavoro nell'atletica e soprattutto collaboro con il settore regionale. Lo considero veramente un gran premio alla carriera, perché è intitolato tra l'altro a un grande maestro che è Tony Franceschini, che io ho avuto. Sono giudice dal 1980, per quasi 12 anni ho guidato come fiduciario il gruppo regionale del Veneto e adesso sono consigliere regionale FIDAL. Ricevo il premio per l'attività svolta sui campi di gara, sono anche giudice di marcia, faccio parte anche del consiglio in ambito provinciale dell'atletica e sono molto contenta naturalmente di ricevere questo premio. Sono 420 tesserati, il numero più alto per una regione in Italia. Abbiamo coperto l'anno scorso circa 450 manifestazioni e abbiamo solo un problema, che l'età media sta aumentando, abbiamo bisogno di giovani. Una giornata di festa partecipata come mai prima d'ora. L'Atletica Veneta riparte idealmente da qui, sempre di corsa verso nuovi traguardi. Credo che sia la prima volta che abbiamo l'occasione di vedere così tanto pubblico in una meravigliosa sala come questa. Mi ha fatto molto piacere vedere soprattutto la categoria cadetti, che è molto, molto promettente. Ci sono un sacco di bei piccoli atleti e perciò vengo sempre molto, molto volentieri.